Buongiorno a tutti e benvenuti in Svalados Lusitanos. Sono Rosella Pellerino, direttore scientifico dell'Espacio Citan de Dronie. L'Espacio Citan è un'associazione culturale nata nel 1999 che si occupa della promozione e della diffusione della lingua e della cultura occitana. L'Espacio Citan si trova a Droniere in Valmairo e dopo il 2003 è aperta al pubblico e una biblioteca, emeroteca e videoteca per tutti i libri, i video e i giornali in lingua occitana o sulla cultura della lingua occitana. Avendo un museo multimediale che è aperto al pubblico per presentare un patrimonio immateriale che è quello della lingua e della cultura occitana. L'Espacio Citan si trova in Valmairo, ma lavora in tutti i comuni e svalados del territorio Citan alpino. Si occupa anche di editoria e della pubblicazione di libri, di dizionari. Si occupa di ricerca linguistico e di interviste dialettologiche e si occupa di insegnamento della lingua e di corsi per il pubblico, i grandi e per le scuole. L'Espacio Citan presenta ciascun anno un corso di Citan in linea, un corso virtuale che si può seguire dallo stallo. Nel nostro salone possiamo organizzare esposizioni, presentazioni di libri e abbiamo la biblioteca che fa parte del sistema bibliotecario nazionale e de 1000 libri in lingua occitana o sulla lingua e la cultura occitana. La biblioteca è aperta al pubblico tutti i giorni. Lo Son de Lingua è il museo dell'Espacio Citan. È un museo multimediale e informatizzato che presenta la geografia, la storia, la lingua, la letteratura, la musica, tutto ciò che fa parte della cultura occitana. È un museo realizzato in 4 lingue, italiano, francese, inglese e naturalmente l'occitano. La prima sessione del museo presenta la geografia. È una presentazione per un pubblico che sovente conosce l'esistenza della minoranza occitana in Piemonte. Avendo una sessione che presenta le autos minoranze linguistiche del Piemonte. Ne abbiamo 4, lo valser, lo franco-provenzale, lo francese e naturalmente l'occitano. Una grande sessione presenta l'istoria, dall'istoria antica, l'istoria religiosa, fino al giorno in cui, e appresa vende sessioni che presentano delle cause curiose, il nome delle famiglie del territorio occitano alpino, il giorno della festa di Las Valados, le feste più importanti del nostro territorio. E naturalmente poi non mancare la parte dedicata alla danza e alla musica. La visita è completata da una collezione etnografica di oggetti del tempo passato che facevano parte della vita di tutti i giorni della gente di montagna.